tutti, rivaggio a sentire, si sente, sì. Allora buondì a tutti, se a tutti. Come chi sapesse l'incontri a lei in lingue furlane, io sono contento. Ringrazio ovviamente il Festival di Costituzione per questo regalo. Prima di tutto per essi, scusate, ma le glocce e le glocce, prima di tutto per essi donne di Guatris, a fare di Bastian Contraries, di Femines che hanno resistito. Io ringrazio anche per essi il solo OMP in tutte le rassegne, che è stata una grande responsabilità, non sai se sono alle altezze, ma alla dite Paolo che aveva investito su un pezzo grosso e quindi evidentemente questa è stata efficiente. E grazie anche perché per alchimia della storia, se il Festival di Costituzione non entra in Guarneriane, le Guarneriane entra dentro il Festival di Costituzione. Io sono contento di questo perché i savin che queste nostre storie c'è tanto importante e le guarneriane in particolare conserve manoscritti e documenti che non svegliano proprio della libertà e sono le memorie di un territorio, sono le memorie di un popolo e i manoscritti che sono lì presenti e anche i documenti dall'archivi non sconti di storie che sono di resistenza, sempre di resistenza. E allora tante robe io sono andata a chiappare su proprio da Guarneriane e spero che le storie che vengono contate, che di spesso sono stati splattati, perché il potere ha sempre paura di pandi le storie di libertà e poi tornare a avere le voci. Questa è la Bibbia bizantina presente dentro le biblioteche guarneriane. C'è sempre alcune storie che vede di Bastian Contrarius. Sicuramente alle una dei manoscritti più vecchi che si chiamano a raccolte di Guarneri, le Bibbie dal 1187, anzi probabilmente scritte prima dal 1187. Al suo interno ha uno spettacolo di immagines, di miniaturis, che sono peadis alla tradizione bizantina. Allora, guardate, si sapesse che le tradizioni bizantine, greco-orientali, balcaniche, ha un'attenzione particolare per le femmine. Le mari di Dio, le mari dal Cristo, vengono definite in le tradizioni bizantine le lidris più belle del mondo, proprio perché è femmina. E dal momento che è femmina, il suo green ha le bondi che fa dentro le semence, che butta fuori i buttui più belli, gli rosis più meravigliosi. E è una pagina dalle Bibbie bizantine che è veramente in tutte le tradizioni delle Biblis le più rivoluzionarie, veramente le più rivoluzionarie, perché è il chianz dai chianz, il cantico dei cantici. Là che le femmine rappresentate proprio come le semence del mondo. Dopo dei secoli che sono venuti, il chianto è attribuito a Salomone, come chi sapete, il grande rappresentante della sapienza del mondo degli Ebreos, che chi lo vede si è sentato su di un trono, no? Il trono della sua sapienza. La Chiesa dei secoli che sono venuti ha interpretato questo chianto come un'allegoria straordinaria, no? Là che l'ompa è il Cristo, l'amante è il Cristo e le amate alle Ecclesie, ma non era così. Le tradizioni ebraiche antiche e le tradizioni bizantine, queste reste, queste opere bellissime, alle un chianto d'amore, enfri un giovane e una giovine. E un giovane che ha le consapevolezze che lui non conta noi e non va, se no dentro dagli sbussadis, dai voi, dai sussurri, dai respirs, dall'amore che le femmine arrivano a bandi con lui. Perché non è omp calvali, se non arriva a riconoscere se stesso, questo instrumento è tutta la poesia del pianto, gli enfri, le bellezze, le sapienze, le potenze, le resistenze della femmina. Gli avai le femmine dal mondo, dice il pianto, e gli avai le sue energie vitali, gli avai le sue poesie.
ma non le femmine come espressione ideale, le femmine fatte di corpo, fatte di sangue, fatte di amore, di sgrisui, di vos, le femmine fatte di voi, di ceis, di lavris, di sen. Il chianta che proprio così, la stos bussades, a son pui buines dal lat, e il tossen, a minchiocche, pui che non il vin. Insomma, di dagli ebreus, ma cantate in chiare furlane, capisci che hai una forza incredibile. E arrivant ad ore a chialai particolari di queste chiante, le Bibbie conservate in guarneriane, dentro di una lettera, la lettera Q, che in latino è chiante quam pulcra es amica mea, quam pulcra, ma c'è tan biele sostu, compagna delle vite, c'è tan biele. Dentro di che Q arrivai saviodi le muse di che fantate, che probabilmente era l'amore di quel copista, di quel miniaturista che l'ha esemplare di queste pagine della Bibbia, che l'ha noi di innamorarsi di voi neris, ceis neris, i siums, peas, sotto dagli ceis, come che diceva le tradizioni bizantine, veiso voi di lei dentro dai siums, dagli feminis, l'alta cirium sotto dal cei, dagli ceis, là che probabilmente doventi in lacrimi sta svolgis. Lacrimi che possono essere di rabbia, ma possono essere anche d'amore. Proprio lì, in quel particolare, le femmine adovente speculum mundi, spieghi dal mondo. E allora attaccare di chista è sicuramente importante. E subito dopo un altro manoscritto, l'Antifonari, numero 4, che leggiamo più antiche delle Bibbie bizantine. E parlò Furlans, arresta un esemplare straordinario, perché lei è uno dei testi più antichi che nos tramandi le tradizioni dal chianto liturgico d'Eglesie Mari Aquileiese. Mari, un'altra volta, Eglesie Mari Aquileiese. Un'eglesia che metteva le sue idris in Africa, Alessandria d'Egitto. Un'eglesia buona di tirare dentro una tradizione che viene dal Mediterraneo, ma anche dal Monte Ilirico, quindi balcanico, che tiene ogni tre mars, l'Adriatico, il Mar Nero, il Baltico. Beh, che iglesia lì è chiantava. E a chiantare in una forma meravigliosa il chiant anche alla Mari di Dio, che è ben presentata in un sueli che sono scritto di una man, una vore naif, ben presentare proprio così, che l'hai qui in alto, hai la figura di Vergine Maria, hai poi recente, no? E ben qui donne come tieni prispiet all'anno 1000, quando questo manoscritto è stato verdiato, con i notis anche della musica, ma il Muini che si è chiatato davanti a queste pagine ha pensato di esemplare l'immagine della Madonna in queste forme, che per me è straordinariamente commovente. Perché noi la Mari dal Cil, noi la Turris Sadurnea, noi la Regina Prophetarum, noi la Regina Angelorum, noi le femmine sentate sul trono del suo potenza, è una fruttine, picciole, quasi disegnate di una man frutte e inesperte, non è un grande esemplador, no? Ma ti alaile. E c'è che probabilmente che il Muini Furlan, che si chiamava a Muec, perché il manoscritto lì avviene delle badie monastiche benedettine di Muec, al pensare di Madonna, di Vergine Maria. Che c'è che al chiante Dante, Vergine Madre, figlia di tuo figlio, alle c'è che i chialini anche di pietà di Michelangelo, là che le Vergine Marie sono le amant mielissime di quel giovane amat che è a imbracciole, non una marica che va in paggiore di un figlio massacrato e savoltato, ma un amore piccinin, anche modo di flurì e per questo straordinario. Mater digna Dei, lux porta di ei. Mari degna di Dio, ma soprattutto puarte de luz. Puarte de luz. Sono elementi che secondo me si chiamano dal essi femminili, dell'idris profonde dagli essi femminili, che gli essi le puarte dalle luz, ancestrale,
come element. Noi vignin dal mondo, passant tramite une aghe, che è le aghe primordiali che sta dentro del grim di nostre mari, e passin traverso le porte delle nostre mari. E le prime luci che noi viodini, dopo aver berlat, passanti, enfriche aghe, hai una luce che viodini dal passaggio di nostre mari, le origini del mondo. Allora c'è molti fasi dai secoli a umiliare, a stuprare, a mutilare, a serrare, a savoltare le femmine, quando ogni creatura del mondo che nasce, ogni ompe, ogni femmina che nasce e passi di traversa, di che sussurre, di che porte dell'uomo, seppure è così. Ma i testi antichi sono schianti e non si riguardano incanolati essi sempre, così. Qui c'è le parentesi per la storia del Friuli, queste chiarte interessante perché il Muini subito di queste bellissime immagini femminili di una Madonna frutte al riguardo al memoriale morte dal patriarca Bertrand 1350, 6 di giugno. Arriva le notizie, breaking news dal Medioevo, e lui le scrive proprio lì, in tale antifonale. E beh, allora, lui che il chiamine come che fosse un mus, a lei nie manco che Aristotele, e persone di lui era Filide. Filide era una prostituta e Aristotele si era innamorato di lei. Insomma, Aristotele non si ricorda era che diceva che non è niente di più importante che essi nessun maschio, perché la roba più importante che Zeus può fare a qualunque creatura è che deve creare maschio. E ovviamente i tradutti maschio si regala più grande alle che di essere stato creato maschio e grec, e tradutti maschios grecs il dono più grande, il regalo più grande alle che di essere maschios grecs e ateniesi. E tradutti maschios grecs e ateniesi il regalo più grande alle di sei maschio, grec, ateniesi e Aristotele ovviamente, no? Sì, all'era uno che insomma si montava il diavolo ogni tanto, grande filosofo, grande o non. Però le storie, e queste bellissime illustrazioni che è di Dürer, e non riguarda che di spese di femmini non si udi natigni pis sulle tiere. Pariesi sicure, Filide e ha aiutato Aristotele a dire non i pis per tiere ma anche gli smans, no? E allo scorè, con tutte le whisky, perché a questo Aristotele si è risoluto davanti dall'amore per Filide, e Filide lo pleava a dire sempre di sì. E a farci di dire sì Filide, probabilmente Aristotele l'ha trovato. Anche questo è interessante, purtroppo non è me come battute, ma è una glossa medievale che hai presente in te biblioteche, interessante. E sempre in te biblioteche i chiatais questo manoscritto sontuoso, meraviglioso, e un evore sior di Seneca, là che sono gli tragedie di Seneca, che appadis su prevalentemente di Euripide. Allora, Euripide è un greco che ha sempre pensato che gli femmini sono migliori degli uomini, e quindi ha scritto tutta una serie di opere che non svegliano di femminis fortis, di Bastian Contraris, e da questo manoscritto delle biblioteche è tutta una galleria di femminis fortis, che chi è Medea, e aveva rappresentate come le strie. Difatti Medea era una strie, chi la chiamais con un bottacciù di velenta la mano e con le bacchette proprio dalle strie, le immagini medievali dalla strie, bellissime. Però quando noi innamoriamo Medea, innamoriamo una femmina che diventa archetipiche di ogni resistenza di femmine, quindi dalla stupidità dell'uomo. Vi si ricorderai probabilmente le storie, no? Dalla tragedia di Euripide, là che Jason, il grande eroe greco, va a chioli il vello d'oro dai confini del mondo, per sole dal Mar Nero, Caucaso, no? Sperduto, là che mo, tra l'altro, le barbarie umane tornano a far sentire canons e orrori proprio delle stesse aree, e in cambio di questa missione lui sposerà la figlia dal re, come in ogni storia.
Però Jason al partiscun cui Argonauts, al partiscun tune cubie di eroi, alle Apollo, alle Ercole, alle Orfeo, sono tutti più grandi. Ma non arriva a fare nulla la via. Arriva a disbrigarsi, no? Perché le strie Medea che si innamora di lui, e Medea è pienissima, anche Jason che si innamora di lei, hanno aiutato all'impresa. E lui, mediante Medea, arriva a chiappare il velo d'oro e a tornare in Daur. Ma quando torna in Daur, alla discesi tra l'amore di Medea, che lo ha aiutato, e le carriere, sposare le figlie del re al premio che lui è arrivato a portare in davanti. C'è fasi all'unomp, disse Euripide, c'è scelgi all'unomp, l'amore o le carriere. I fedolini dal IV secolo davanti a Cristo, non delle strette, quindi pensais che in chete così lontane e barbariche l'omp alla scelgiut le carriere. Esatto, voi non succede, no? Hai storie che non scompettono, no? L'omp, voi, i savina, scelgi l'amore, no? Medea si svindica non male e a dimostra che svindica, e come non stiamo a contare tutte le tragedie, però dimostra che c'è tanti stupidi che sono gli omps. Perché Medea hai dis, qua anche Jason hai domande, ma senti, è stato bene, no? Gli enfri di no, si sono anche divertiti, si sta bene, però io non ti meriti. Sono sicuro che tu ti attarassi qualche migliore di me, è vero? Ma se tu arrabbiate, e Medea risponde, io arrabbiate no. E se un omp arrivasse a capire che qualche una femmina dice, io arrabbiate no, e vuol dire sicuro che sono arrabbiate perché ti diavi le piedi, ecco, se un omp arrivasse a capire, al schiamparese, già sono uno schiampe, perché no. E Medea dice, senti, ti dimostri che non sono arrabbiate con te, in due maniere, se vuoi tu fai anche l'amore con me, mo lasciami pensare un momento, era brava Medea. E lui dice, sì, si può fare. Però prima podio anche dati di cene, anche che la ho di fare, e preparava bene, cucinava bene, e Jason dice, beh no, mi resti anche a cene, e le cene più buone del sua vita, e le mie d'amore più intense del sua vita, e tal domani Medea addirittura hai presente il vistù di gnocis per le novizie, e lui dice, senti che stregato tu mi fai, sì, ma c'è femmine. Il Varesbud di sta con te, non con che altre, però sa sto c'è no, le carriere. E difatti lui va a sposarsi, però i sarei si vestita, le invelenì, le spose, le novizie e chiappe fuoco. Il pari di novizie per studiare il fuoco, il chiappe fuoco anche lui. Insomma, il matrimonio si trasforma in una tragedia. E nome lì, nome a quel punto Jason si rende conto che Medea allora, scusami l'espressione in furlan, coglionata. E quindi al va lì di Medea e dice, mi ha stradito, mi ha trattato male, tornimi in dauri i miei figli, te non hai mai voglia di uditi, e Medea dice, mi dispiace, ma se le cene di ieri sera ti piaciute, tu puoi immaginare che i figli non possono tornare, perché ti hai fatto mangiare i tuoi figli. Un svindic forte, no? Però dimostra come che insomma gli uomini di spesso e coni. Invece che chi è una parte delle ade agli troianis, agli feminis di Troie, che ha scombatti quintri dalla guerra. E straordinarie espressioni modernissime, moderne, dice tante gli feminis le guerre e non la vogliono mai, perché una femmine o che è mari, o che è le novizie, o che è le figlie di che va a scombatti. E queste straordinarie opere nos dimostra come che semplici storie gli femmini si hanno scombattuto per la pace, non per la guerra. E allora questo manoscritto diventa modernissimo. E modernissima sono anche altri manoscritti che parlano di sensualità femminile, che nos presenti anche gli enfri dai manoscritti più sacrai, come questi antifonari meravigliosi dal 1348, l'anno de peste, sono riferimenti che non scorrono in Daur, c'è tanto che una femmina poiessi le grazie di Dio anche attraverso del suo corpo, che è una risonanza meravigliosa, cosmiche, come si diceva, dal chian dei chians. E dopo le femmine diventano addirittura grammatiche,
grammatiche e lettere vivente dei manoscritti e si trasforma in quell'alfabeto misterioso che ognuno di noi ha di provarsi a chiantare per arrivare a capire il mondo femmina, che il fe lì iniziale, le idris profonde di ogni marve, femmina, fecunditas, felicitas, fetus, femur, feracitas, femur, perché i femminis hanno di sostenere 9 mesi di gravidanza, fe vuol dire nus in tal proto-indo-europeano, la lingua dei nostri antecessori, nus. E in questo manoscritto le femmine addovente lettere vivente, che tu puoi fevelà, tu puoi stinì sui lavris, quando tu la fevelis, tu puoi busciare. La bocca mi baciò, tutto tremante. Dante l'ha imparato, studiando che i testi. E quando i tornai si ripetono, la bocca mi baciò, i metteis nelle lingue i labris, in te stesse posizioni che li smetteis quando dai sulle busciate. La bocca mi baciò. E senteis anche il sgriso, tutto tremante, meraviglioso. Però non sempre i femmini sono stati trattati bene. Io conoscessi Aquilè, il più grande pavimento dal mosaico che si chiama in Europa e dal mondo probabilmente. Beh, chi ha un documento, in fu sempre in guarneriane, là che il grande patriarca Cromazzi, uno dei patriarchi più grandi, al clame davanti di sé una piccola fruttute di Aquilea, si chiamava Susanna, non dum 12 annos nata, non aveva fatto 12 anni. Alla clame davanti di sé, come Cumò, no? Oms di una banda, provate a immaginarsi la grande basilica dei Glesi Mari di Aquilea, Oms di qua, Femines di là, e Susanna è lì davanti. Perché poi Susanna è stata chiamata davanti dal più grande patriarca di Aquilea? Perché ha parsore un vestito, che è un vestito di penitenze? Perché la Mari, il pari e vai, le Mari di una banda, il pari di Cheate? Perché che Susanna è un pecchiadore, ma grave, grandonone. Susanna è la vergogna di Aquilea, a 12 anni. Ma come si fa alla 12 anni a tornare a chiesa dal lavoro dei tiams con topari, Susanna? Susanna c'è molto potuto tornare a chiesa dal lavoro sui tiams con topari e con tomari, e mentre che topari e tomari e slunghiavi il passo per tornare a chiesa, tu, 12 anni, tu ti sei sfermato dalla campagna. Perché avevi visto i chiavei così viei? Perché avevi visto un vestuto che forse dal pandive le tue bielezze? C'è tu mai fatta che il puer giovane che al passare di là e mai e poi mai al vares pensato di chiappati, di sdrumati, di buttati in partiere, di sladrosati? Puer frutto, c'è tu mai fatto? E par chest di chi in davanti, i chiavei saranno tagliati, tu entrerai in un monastero e le tue vite saranno vite di penitenze. Perché gli enfri i tuoi chiavei, gli enfri i tuoi lavris, gli enfri il tuo sei, gli enfri la tua bocchia, il tuo gribri, sto sgambis, tutto sei stato il strumento dal diavolo, puer che il frutto. Che mai e poi mai avresti dovuto di chiattare sulle tue strade un mostri come te, Susanna. Tuo pari al Varesburg, miglior che tu fossi smuarte di picciole, così tomari. A Mancul a ti varessi in vaude in che volte e non come disgrazie di queste nostre eglesi, disgrazie di questi nostri paesi. Poi il patriarca Cromazzi di Aquilea, ma anche che robe chi robe antiche, non succede mai, neanche come che se ne fantate e ven in qualche maniera violate qualche dun al po' di pensare, no? Che è colpa sua. Per fortuna vivi in una società che non pensa più in queste maniere. Nessuno dice, boh, però se stava a chiesa, nessuno dice, boh, però se l'aveva studenti qui di sesto, nessuno pensa, boh, però se non fosse stato così bene, le colpe è sempre le femmine. Boh, ma i teams del patriarca e Cromazzi, però, mica i nostri teams. E dopo i vini esemplari, che sono meravigliosi, che lapide lì,
è una lapide dedicata a una fantata che lavorava dal circo, insieme proprio in una Aquilea del secolo V, 420 circa, e si chiamava Bassilla, e veniva dall'Oriente, era proprio una funambole, una di queste che chiamano sul filo, e veniva di Costantinopoli, aveva fatto un spettacolo là che due battaglie in asmans, grandonome, la brave e biele Bassilla, però Aquilea sbrisse e cole e amur. E Somp, anche lui un dal circo, ha scritto in greco queste lapide che potresti attare dal Museo Cristiano di Aquilea. È un museo interessante, no? Per solito si va sempre dal museo archeologico, bisognerebbe là poi di spesso anche il museo cristiano, perché sono elementi bellissimi. E i vedete anche rappresentate Bassilla. E lui ha fatto una lapide ai fedele di maschio con un tono che è quasi proto-furlano. Perché i furlani hanno, no? I maschi furlani hanno quasi un elemento di un'ironia cruda ogni tanto. Perché lui ha detto che questa Bassilla, che lui l'ha amata per tutte le vite, era giovane. E in Bassilla tu sei un attore straordinario, c'è tante svolte quasi interpretate, le parti dal Muart, però Bassilla come mai, è brava. Gilberto Pressacco al dis che di Bassilla al ven le parole furlane, il verbo furlan bassilla, bellissime. E no bassili, sui tichi bassili, il sta in equilibri, il non sapere c'è bande sta, femines. Femines, alle stesse che il Grant San Hieronym, che veniva dagli liri, che al passe per Aquilea e al descrive gli feminis di Aquilea. E al condanna gli feminis di Aquilea. Hieronym è quel che l'ha tradotto le Bibbie, no? Dal greco alla vulgare, il Grant San Gerolamo. E al dice, gli feminis di Aquilea, ma c'è protervie, e cammini con quei chiavei tirans sul chiave e lassin crote, no? Lassin crote il copin, così che voi dai se vada in acchialare le linee che smonte, io finita dagli spalli, se dopo e anni squessi scalassin viudi so dal vistut, che è un vistut trasparente, une crocotule dopo dovente per furlano, no? Un vistut giallo, vedo non ti vedo, si dice. E dopo metti in schiarpe, se sandalus, cui le gas che vado in parsore fin so dal genoi, così che tutti gli uomini se vado in mettialà proprio da lì. Sì, ma scusami, anche lui è legato a chialà tutte queste robe, no? San Geronimo. E questo vuol dire che in qualche maniera gli feminis di Aquilea ed erano le forze di esprimere le loro bellezze. Hieronimo vorrei dire le sfrontatezze, ma non è le sfrontatezze, è la bellezza. E dopo altre feminis importanti in queste storie, Paolo Diacono, Historia Langobardorum, cui non riconosce le grandezze di Paolo Diaconi, in tal contà le storie dei Longobardi e quindi anche la storia del Friuli, però è un omp. E quindi di spesso gli feminis vengono criticati, come l'episodio di Romilda, si ricordate di Romilda? Noi la conosciamo perché si stata una fetida meretrix, una prostitute orrende, erano le femmine, le regine dei Longobards, le femmine di Gisulfil, duca del Friul, muart scombattint quintri dagli Avars, che erano proprio pestilenziali, erano orde barbariche che venivano dagli stetti orientali, sono arrivati in Friuli, hanno fatto il fisco, hanno salvato i Longobards si sono rifugiati, sono schiampati a Rovigne, Targistiel, a Reunia, a Nemas, a Nimis, sono schiampati ovviamente a San Giovanni d'Antro, a Cividad, cioè in tutti i paesi là che gli Avars non potevano entrare. Anche Cividad aveva ovviamente i suoi muraons e Romilda, colombi muerto, scombattenti quindi dagli Avars, e chiamine parsore dai muraons. E al viot il comandante dai Avars, il Khan dai Avars, che è giovane, che è bieli, che va a chiaval senza niente, no? Mostranti i muscoli, e si innamora di lui, e gli fa sapere che per un ignoto d'amore con lui gli avviergerà gli spuarti di Cividad e gli Avars potranno entrare. E così succede. Gli è pegnote vierge la parte di Cividad, gli Avars entri e fanno il fisco a coping, e violenti, e bruci. E se non viene ringraziate dal Khan, dai Avars, Romilda, il Khan fa smettere, prima di tutto, alla dà ai suoi oms, 40 guerriers per tutte le notti.
che si divertissero di una che aveva voglia di fare l'amore a gratis. E dopo al fa splantare un pal proprio dal miez di civiltà e dice dal momento che tu sei tan contente e tu hai tante gole di avere un omp, ecco che chi ha l'omp che ti fa spartire e la fa impalare. Ma la fa bene, dice Paolo Diacono, perché Romilda era una prostituta, fetida meretrix. Ma non era così. Io dico come che le storie, quando vengono contate dagli Homs, hanno una storia differente. Per fortuna qualcuno la mette tutti il naso sui documenti. Era venuto fuori che Romilda non aveva voglia di tradire le città. Romilda aveva fatto un patto con il can. Aveva detto, chiol me e vonde. Io, che sono la regina dei Longobars, mi doi a te, chiapimi come tuo prigioniero, chiapimi come la tua sclava e portimi via, ma risparmi le città. Questo era il patto. Quindi un atto di eroismo straordinario. Pat mal dal can e pat anche mo pies di Paolo Diaconi che racconta le storie in una maniera non giusta. E femmine grandi se continuano a essere in tutte le storie del Friuli, Piltrude. Allora, per solito noi si disin dai figli di Piltrude. Sono i tre Longobars che dal 700, quindi dal secolo VIII, e doni in listieri, regali in listieri, per fare le più grandi badie benedettine, Sesto in Silvis, Sesto a Regena, che i nomi sono in tutti i documenti, ma la madre di quei tre non è mai memoriale, Piltrude, che questa è grandonone, straordinarie. Ieri le badesse dei monasteri di Saltus, Paulet, e ieri fa su una legge per la quale gli smuini se compri un tocco di montagna in chiarie, per Dumbli, Prat das Dumblas, il Prat dagli Feminis, cioè dagli smuinis del monastero di Salt, lì a Pradumbli, e varessi vu di Tigny, Pioris, per arrivare a fare le lane e per proteggere i puars di civiltà. Ma c'è grande femmine. Una femmina che pensava ai Cheiates, che pensava ai puars, una badessa importante, che dopo venirà chiappade e seppulite in Santa Maria in Valle a Cividad, in questo meraviglioso sacellum che anche mo è in i sei bues, una femmina che pensava ai puars, che comprava un tocco di montagna a Pradumbli. No, non è presente dai documenti e no la memorei. E questi documenti invece, voi in curta, e sto per finire, pensi, questo documento invece ci dimostra come che gli femmini sanno anche essi intelligenti e furbis davanti dai loro oms che invece sono un tic sturnei. Questo è un documento che è dato dall'archivio della Badia di Moecci sin dal 1341 e nos conta le storie di Nicolotta di Chiusa che insomma è quasi una novella di Giovanni Boccaccio e si presenta davanti all'abate di Moecci perché il suo che si chiama vitale non è tanto vitale, alla trascura come omp, hanno il fasi in so dove coniugale. Allora è sin dal 1341, una femmina discluse e va davanti alla bar di Muec perché il suo omp hanno il fasi l'amore con ie, ma non è una roba grande, Nicolotta di Chiusa, e no, il mio omp non è vitale. E io gli suggerisco alla Bat che probabilmente non è più vitale come cadissi in nome, perché qualcuno gli ha fatto un maleficio e io pensi le mie vicine di chiesa e il documento è bellissimo, è straordinario. E allora la Bat, che è un filone anche lui, ha detto, vi dico, i clami i miei teologos, e i teologos dicono che non è maleficio, non è successo niente. E allora c'è può dire succede, allora la Bata dice, là, durante il teologo non la funzione, al funzionerà il miedi. Io vi faccio visitare vitale, per viodi se è vitale o non è vitale. E il miedi dice, no, vitalissimo. Allora, non state a domandarmi come che il miedi è arrivato a capire che vitale è vitale, perché non voglio entrare nei meandri, in tutti i sensi, ma le risposte dall'abate di Moec sono straordinarie, perché l'abate di Moec ha l'oblè vitale che chi
a dare operam carnali copule cum effectu, cioè all'oblè a fare l'amore con le sue femmine, ma come fiet, e per dimostrarlo davanti ai miedis, pur vitale. Ma queste è le potenze di una contadina discluse che ha le forze di svindicare il suo ruolo di femmine in te famè e di dire anche l'amore alle parte, la sessualità è parte di una vita condividuta e sin dal 1341. E dopo sono gli sfiguri dagli smuinis di cividate di Udin che vengono inclamati se essi in qualche maniera responsabili dei loro atteggiamenti, sin dal 1480, 1570, anche i Glemone interessate, perché erano femminis che si ribellavano alle autorità. Il patriarchi manda dentro dai convents i suoi ispettori, perché ci fanno queste smuinis? Ma non stanno mai fermes. Andis l'ispettor dal patriarchie, la sediatades di sere a Udin in place a Balà. È una roba incredibile, i altri monasteri, dagli Clarissis, erano tutti gli smuinis erano in fuga, tutti. E balavin, e cantavi, e suonavin in place qui oms, non è tre erano restati dal monasteri. Sante donne, disse il patriarca, no, avevano più di 85 anni. Quindi un tistracutes magari non avevi le definizioni, no? Furono sospese da me dal ricevere il Santissimo Corpo di nostro Signore Gesù Cristo perché erano scomunicate e non ne chiedevano assoluzione per la loro disubbidienza ai mandati di non uscire dal monastero, ma sono sempre fuori a loro piacere di giorno e di notte, hanno ballato pubblicamente in abito da monaca, fatto giochi sulla pubblica via e molte altre cose più brutte che non scrivo per modestia. Petiata sarebbe stato interessante. Suor Laura, scordatasi dell'amore di Dio e delle promesse fatte a me e del debito suo, è ritornata a dormire sul campanile e mostra il suo vero odio nei confronti delle sorelle, grandonone. E resta a dormire sul campanile, ma non torna io. Insomma, femines veramente fortes. E chesti invesite e lo scrive Giusto Fontanini. Vi sapete, no? Giusto Fontanini, secondo gran donatore dalla biblioteca guarneriana, e che sta sitiata in tassostiarte spui segretes. Alle dedeat a un'emuenie, Svelin Alc, eletta volontaria alla clausura, son motivi bastanti al creder mio che siano gli affetti vostri tutti a Dio e del mondo non siate più creatura, ma quando che vi vedo in positura così galante e con un certo brio, mi scorre per la mente un pensier rio che mi toglie ogni senso di natura. Se siete madre, eletta e senza figli, volontaria, rinchiusa in questo chiostro, sfuggitene almen certi perigli, di vedervi sì spesso il genio vostro, dubitare mi fa che udine pigli, anche fiamme sott'acqua, il fuoco nostro. Sensualità, le fuarce dal quarto, dalla femmina, svindicate anche sotto dal virtù di una muinie, come tal succede a una fantate di San Benel, Teresa Zai, tutte di studiare, almeno Teresa veramente, anche le pubblicazioni dalle poesie di Teresa Zai, i sing sempre dal 700, era una giovane femmina di una straordinaria capacità di resistenza, obleade all'ata monasteri della famiglia, ma resistente, e aveva anche Pevar dentro di sé, e dal momento che aveva riscoperto che il suo confessore, il fradi confessore, faceva sempre le smuinis certe domande che io non plasevano proprio per paranie, sollicitatio in confessione si chiama, alle un dei petias pui grandi, quando il confessore va a sgarfare dentro l'intimità di una muinia, di una femmina, con le cranie dentro della sua anima, però una roba veramente discutibile. Ci si inventa Teresa Zais, si inventa una trappola per il confessore. Io va a confessarsi, il confessore fa sempre le stesse domande, no? E ma c'è fasto, e ma quali satri smuinis, ma non vedo mai in qualche maniera, ma insomma. E si alza e fa scolare un biglietto, il confessore mi chiappa lei e a lei che sti speravano, alla reverenda madre sua protettrice.
con quell'aria tua gentile togli il vanto a ogni francese, delicata quando tocchi, rispettosa quando palpi, obbligante quando mordi, quando graffi con patita, il tuo genio singolare è piuttosto libertino. E va a slontanarsi e il confessore fa: sorella Teresa? Sì, padre. E questo cosa? E questo vigiletto, questa letterina, cosa? No, l'ho letto, l'è caduto dal saio, l'ho visto. Ah sì, sì, scusate, è mio. Come? No, come scusate, è mio? Mi dovete spiegare, sorella, mi dovete raccontare tutto, nei minimi particolari. E Teresa Zeiss dice: sì, sì, tocca, palpa, morde, graffia, irresistibile. Svergognata, e lo confessate così della vostra madre superiora? No, ma che madre superiore? La gatta della madre superiore. È un sonetto dedicato alla gatta della madre superiore. Ma pausa teatrale. Ma perché voi, padre? A che cosa stavate pensando? Straordinaria, no? Veramente straordinaria. Di Marta Fiascaris, no Disney, perché con senso ormai tutti, è una storia incredibile. I dis nome un'Europa, queste fantate di Saint-Denis, tormentate dalla Santa Inquisizione, per cui di 20 anni su un calvari per i suoi sidei, aveva nome un'Europa usconti e confessava al suo inquisitore che gli unedì, gli care buine di là al di fuori dal suo quarto, ai lade talun fier, e aveva tutti i frus che si chiamano in tal limbo perché non sono stati sbattiati. E Dio, secondo le religioni cattoliche, non permetteva ai frus non battiati di entrare in cielo, di entrare in paradiso, restare in tal limbo. E ieri disse al confessore: ce l'ho fatto io? Vi ho detto che i frus gli viert le porte del limbo, gli chiappas per man, e si là, su, fin dal paradiso, e li portas davanti di Dio. E l'inquisitore l'ha detto: e Dio ce l'ha fatto? Ah, un'eredade di gionde, Dio l'ha ridotto, che al val come riviel pui dicens Christ dicens Teologos. Angelina Ianesi di Tourniec al scriv colloquio sopra gli studi delle donne e viv entri il 1628 e il 1815. Questo scritto è dalla fine del Seicento, è un libro che al meritares di essi tornato a pubblicare. Ma c'è che Angelina Ianesi ha detto: vonde tinilis feminis a chiase, vonde fali sposare con uomini che sono nome che tabacons, scataros, scabios, che va in osterie, fasele studiare i fruttis. Ma fasi un po' studiare religione e poesie, c'è religione e poesie, economie, legge, diritto, perché le femmine sa gestire le società, tan miglior dai oms. Questa è Angelina Ianesi a Tourniec in Chiarnie alla fine del Seicento, quando che il provveditore alla terraferma va a visitare un paese in Chiarnie, Guart, si vede sulla cadena, Gorto in Carnia, e fa un censimento dai capofamiglia di Gorto, e al Sina Quarch lui ha detto con grande raccapriccio che su 100 capifamiglia 98 sono donne, perché gli uomini erano immigranti. 98 te assemblee di vicine erano 90 volte femmine e 2 uomini. Provate a pensare che i 2 uomini a Guardi, in Chiarnie, il provveditore al scrive al doge e al dice: signor mio illustrissimo, aver a che fare con siffatte donne è impossibile, fatemi andare a combattere coi turchi che sarà meglio. E questo vuol dire le forze resistenziali degli femmine, straordinarie. E riviene alla fine non corrente commentare le bierezze, le forze, le straordinarie potenze di Tina Modotti, che con le sue fotografie, con le sue passioni, con le sue scelte politiche, con le sue voglie di presentarsi anche dalla bellezza dagli essi femmine, le forze resistenziali rivoluzionarie. Archivio di Egidio Tessaro di Buia: Lis feminis obleadis a spietà gli oms che partissin per la guerra. Questa è una femmina di Buie che ha passato tutte le vite a portare rosis su di una tombe di un frutto che non è tornato mai poi dalla Russia.
Sì, perché non è nome della Russia che ha invaso i paesi, sì, anche noi che vengono invaduti dalla Russia, non stiamo a dismentearsi, E i nostri figli non sono tornati, come che non torni, che partissero per i guerri, e gli mari stanno a spietare sulle tombe, chiarnie resistenziali, i vincitati Pradumbri prima, Pradas Dumbras, la più grande comunità di anarchici a partire dal 1900, le anarchie vivute come forme di grande resistenza, quindi di un patriarchiato che non arrivava a capire. Une chiarnie femmine, là che te repubbliche partigiane di chiarnie dal 1944, e i torni a ricordarlo, non era Repubbliche Sociali Italiane, che era già tremende, chi era Adriatische Kusterland, chi era il Terzo Reich, chi era il Gauleiter di Frankfurt, era la Wehrmacht, era la SS, era la visiera di San Sabba, in questi teatri, in Chiarnie e nas le repubbliche partigiane, là che gli femmini non sono l'angelo del focolare, e non fanno i tialgius per i loro oms o prepari la minestre, ma vanno a scombatti, a gestirsi una situazione, a organizzare i territori e voti dal 1944, 2 anni prima che dal resto dall'Italia. E dopo dal terremoto, l'Orcolat, il grande momento che divide il prima e dopo dal Friuli, anche la femmina e chi ha coscienze di sé. È interessante, no? Come un schiassa poi in qualche maniera torna a farnos pensare. Insomma, è vero che lei il Friuli dai coltivatori diretti di Elio Bartolini, gustosissimo, ma sono anche gli feminis che montano sul trattore, e sono gli feminis che vanno sulla Vespa, no? Altro che dolce vita. E hanno un ruolo new, tanto che tornino in place. E dopo dal terremoto sarà anche le componenti femminili a domandare con forza le nascite di un'università dal Friuli, là che gli femmini se potevano là studiare per avere le coscienze femminili dal loro riessi. Perché non tornasse a succedere che Piazza Primo Maggio 1945, quando i partigiani hanno di entrare per dimostrare di aver liberato il Friuli, e domandino agli femmini partigiani di non sfilare con loro, perché qualcuno potesse pensare che le lotte partigiane siano state una lotte che anche gli femmini si potevano combattere. Mi spiace di non avere messo dentro le fotografie, ma le fotografie che fa sviodi le grandi entrate dei partigiani saudi in piazzale Primo Maggio e viodi per prime gli femmini, perché probabilmente non dite fruttati, reisi da uno, passi prima no, perché non hanno vinto combattuto, ma os vinto anche preparati di mangiare, e quindi passi prima no. E queste nieces di queste partigianes e hanno combattuto le stesse battaglie in tutte forme, che di libertà, e in serie con questa immagine che viene sempre dall'archivio Egidio Tessaro di Buia, che ringrazi, che è profondamente emblematiche, no? Perché è una paraula, è una promessa sostanzialmente, è una promessa e una speranza. Sono le generazioni, dagli femmini furlani, no? Le nonne sono me che chiali da ura, non chiali da ura. Gli nonni se non chiali da ura. È arrivata un'età che può chialare in davanti. Il chialare in da ura, è il contaggio che è stato, è il trasmetti, cioè che ha voluto dire esisti come femmine, queste nostre chiare plurali, bellissime e meravigliose. Non chiali in da ura, chiali in davanti. E chiali in davanti anche le piccinine che vengono del Parman, generazioni differenti. Io spero che il Friuli, sempre di Puglia, diventi un gruppo di solidarietà, di forza, di resistenza, là che le generazioni, dagli sfurlani di una volta, ma anche dagli sfurlani di voi, che hanno un nome che magari hanno le furlan, no? Hanno un nome che viene dalle Afriche, dall'Egitto, dalla Tunisia, viene dalla ex Jugoslavia, viene dall'Ucraina, viene dalle Russie, viene di Taiwan, viene dalle Cine, non importa, sono i furlans di Cumò, sono i furlans di domani. Ecco, io spero che le società del Friuli, proprio a buon pro dagli femmini, mediante dagli femmini, arrivi e al po' di arrivare a trasformare tutte queste ricchezze di identità in promesse. E l'augurio più grande che vi fa a me e a tutti gli altri. Grazie.